Intanto ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo, ho 14 anni e frequento il primo anno di Scienze Applicate. Ho molti hobby, tra cui il nuoto e salsa latinoamericana, però la mia vera grande passione è la recitazione. Infatti ho fatto una parte molto importante da protagonista da bambino su Faccia d'Angelo ed è stata un'esperienza molto toccante secondo me e anche molto emozionante. Una parte è stata girata qui in Veneto e un'altra parte invece l'ho girata in Slovenia. Ho avuto l'onore di conoscere molti attori, tra cui anche Elio Germano, e tutti quanti mi hanno trattato molto bene, infatti mi hanno trattato come la mascotte del gruppo, infatti avevo solo 11 anni quando l'ho fatto. E Elio Germano è stato molto simpatico, infatti durante una mia ripresa è venuto perché anche lui dopo doveva fare una ripresa ed era tutto quanto pieno di pelucchi. E la costumista gli ha detto: ma com'è possibile che tu sia tutto quanto pieno di pelucchi? E ho detto: beh, sono appena fatto una rapina. E allora tutti quanti si sono messi a ridere. Dopo Faccia d'Angelo ho fatto anche delle altre partecipazioni, ad esempio su un cortometraggio contro i tagli alla cultura di Marcello Valerio, che è cura dei servizi per Lucignolo, e anche una partecipazione in Lacrime delle Dolomiti di Sesto con la Filangieri. Poi mi sono iscritto anche al teatro della mia città perché queste occasioni mi sono piaciute molto e vista l'altezza ho potuto anche fare alcune sfilate di moda e anche dei servizi fotografici. E tra l'altro adesso un'agenzia di Roma tramite un regista mi ha contattato e adesso faccio parte di questa agenzia di Roma. E dopo il grande successo che ha avuto la mia parte, fare un'altra parte del genere mi piacerebbe molto. Da dove vieni, ragazzino? Nisciu Veneto. E cosa vuoi fare da grande? Il mio attore preferito è Will Smith perché fa tutti i tipi di parti, da quelle simpatiche a quelle anche un po' drammatiche, e infatti ho visto molti dei suoi film e mi piacerebbe diventare un attore come lui. Ho fatto per 2 anni consecutivi teatro con la mia scuola e comunque adesso faccio parte della compagnia teatrale della mia città. A me piace fare la parte del cattivo, Misso Veneto.